Davvero strana la concezione del dolce salato in Sicilia rispetto ad altre regioni d'Italia, soprattutto in quelle centro-settentrionali, dove tutto quello che non è dolce, ossia cannola, graffi, bignè, è salato. Un barista a Torino sa che quando gli viene richiesto un pezzo salato può servire al cliente anche un sandwich con prosciutto e formaggio. In Sicilia, guarda caso, tutto quello che non è salato è dolce. Per il sicuro infatti è salato l'alimento in cui c'è un'eccessiva quantità di sale, ossia quando a qualcuno ci ha buccato la mano e ci mise sale abbondante. Ma se il sicuro gradisce la portata perché gli risulta proporzionata negli ingredienti, esulta con la mitica frase «che duci!» Ecco la risposta, il non salato che diventa dolce. Che duci sta carbonara, che duci sto couscous, che duci sta agnello, che duci me muglieri che è meglio di una cuoca. Provate ora ad immaginare un turista torinese chiedere ad un barista siciliano un pezzo salato.